Compito di un'amministrazione pubblica dovrebbe essere quello di migliorare la qualità della vita dei cittadini, in questo caso parlo dei cittadini di Treviso. Noi siamo fermamente convinti di fare un'opera di prolificazione di comunità energetiche in tutti i quartieri di Treviso. La strada verso una città con un'aria più pulita, ma anche bollette più leggere per le famiglie, vista la persistente crisi internazionale, passa dalle comunità energetiche, secondo il candidato sindaco di Movimento 5 Stelle e Unione Popolare, Maurizio Mestriner. Tema fortemente sentito dallo schieramento politico che sostiene Mestriner, le comunità energetiche diffuse porterebbero con sé molti vantaggi, secondo il candidato. Possiamo permettere ai cittadini di abbassare le bollette, finalmente di diminuire la produzione di polveri sottili e questo comporterà quindi un beneficio ambientale, un beneficio in termini di salute e un beneficio in termini del portafoglio di tutte le famiglie che sarà alleggerito in buona parte dalle spese che oggi gravano per appunto le bollette energetiche. In questo processo, stando alla visione di Mestriner, l'amministrazione comunale dovrebbe svolgere il ruolo di capofila. La nostra idea è quella di far partire delle comunità energetiche con il comune che si mette capofila su investimenti rinnovabili e poi, un po' alla volta, diffondere questa buona pratica affinché gli stessi cittadini, con un sistema quindi di win-win, ovvero tutti i partecipanti ne hanno un ritorno e un'agevolazione.